Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo nello Spazio Vegal nell'ambito di Terre Evolute, il quarto Festival della Bonifica, qui in Piazza Indipendenza a San Manuele di Piave. Ora con noi c'è il dottor Vincenzo Sabellico, che è il coordinatore degli istituti superiori del Basso Piave, che ringraziamo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, dottore, oggi parliamo un po' di questo nuovo progetto, il VOI, che è il Venezia Orientale Incontra, un progetto che lega il mondo della scuola con il mondo del lavoro, grazie al Vegal. Voi come istituti scolastici, come vedete questi progetti? Cioè, visto che comunque negli ultimi anni si parla sempre di scuola-lavoro, con i vari decreti che ci sono stati, quindi c'è sempre stata una maggiore implementazione e si è cercato sempre di più di avvicinare il mondo della scuola con quello del lavoro. Quindi diciamo che questo progetto potrebbe essere una manna dal cielo per voi. Sì, sicuramente sì. Intanto c'è da dire che i diversi istituti scolastici del Veneto orientale o della Venezia orientale da molti anni collaborano con il Vegal. Normalmente ogni istituto ha i propri accordi, le proprie convenzioni, partecipa a progetti specifici. Questa volta stiamo tentando di partecipare come rete di scuole a un progetto. In particolare le scuole superiori e la vocazione professionale e lavorativa degli istituti superiori ci portano ad avvicinarci a agenzie del territorio come il Vegal per poter conoscere meglio il territorio, interagire con il territorio, confrontandoci con le forze più vive, più importanti del territorio stesso per crescere insieme fondamentalmente, no? Sia la scuola così sa quali orientamenti poter prendere, sia il territorio che conosce meglio le esigenze e le richieste delle nuove generazioni. Beh, quindi diciamo che per fortuna che ci sono progetti del genere anche per il mondo della scuola. Sì. E nell'ultimo periodo un po' abbiamo vissuto dei brutti momenti per quanto riguarda la scuola, c'è stata un'esperienza un po' negativa. Lei poi come direttore, come dirigente scolastico sicuramente ne saprà meglio di noi anche come è stato difficile affrontare questa pandemia dal punto di vista scolastico. Quindi quale crede che adesso saranno le nuove sfide che la scuola dovrà affrontare e come dovremo affrontarle? Beh, la situazione che abbiamo o che stiamo in parte vivendo, mi auguro solo che stiamo vivendo in coda, la conosciamo tutti, drammatica per molti aspetti, ma è stata anche foriera di grandi opportunità. Ecco, paradossalmente ci ha avvicinato di più, ha rafforzato l'idea di rete di scuole, innanzitutto, abbiamo collaborato molto in questo periodo e ci siamo avvicinati molto anche ad altri soggetti istituzionali e non, per insieme trovare la soluzione. Sapevamo che nella crisi ci sono sempre delle nuove opportunità. Riuscire a cogliere queste opportunità lo si può fare e lo si può fare se siamo insieme, se le scuole interagiscono tra di loro, se le scuole interagiscono con il territorio. Ecco, questa è la grande sfida. Solitamente non siamo abituati a questo lavoro di rete, di cooperazione, di sinergie, ma questo momento ci ha costretto a farlo e questo credo sia l'opportunità più grossa per tutti. Quindi crede che anche dopo questo periodo la sinergia, il lavorare in rete come rete di istituti del Basso Piave possa portare anche a nuovi progetti sempre più fruttuosi e anche utili per i ragazzi? Io sono convinto di sì. Abbiamo imparato a mettere insieme le risorse professionali e anche quelle finanziarie, nel momento in cui le risorse finanziarie poi vengono a mancare. Anche diciamo, le opportunità date dal governo stesso sono state diverse, insomma, stiamo partecipando a molti progetti che ci daranno la possibilità di poter riavviare e rivitalizzare la scuola stessa, ma insieme contiamo anche di farlo, come ripeto, con i soggetti più attivi del territorio. Ecco, le risorse vanno condivise, le risorse vanno messe insieme, le professionalità vanno integrate e questo ci farà uscire non solo dalla crisi, ma ci darà l'opportunità di un futuro sicuramente migliore.
Allora, siamo qui in questo contesto di Terra Evoluto, il Festival della Bonifica, che coinvolge molti enti, dalle scuole a enti del pubblico settore, del privato, quindi quest'anno più che mai coinvolge sempre di più i giovani. Quindi come ritiene che la scuola debba essere sempre presente maggiormente in questi progetti? Ecco, allora, se per scuola si intendono i giovani, io distinguerei le cose. Ecco, la scuola deve fare un percorso, lo sta facendo con molta difficoltà, lo sta facendo con i giovani, e l'altro è i giovani. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa, io ho messo l'accento sui giovani e sul protagonismo dei giovani. Allora, una cosa che dobbiamo invertire è il paradigma secondo il quale noi pensiamo e parliamo di giovani. Se continuiamo a parlarne noi adulti, ritenendoci noi portatori di quello che potrà essere le volontà dei giovani, beh, questo già partiamo in maniera sbagliata. Dobbiamo dare il giusto ruolo ai giovani, che vuol dire alla loro intelligenza, alla vostra intelligenza, alla vostra creatività, alla vostra fantasia, alla vostra voglia di protagonismo. Quindi farvi partecipare laddove si discute, esserci laddove si discute, non essere più gli adulti a discutere di quello che è giusto fare per migliorare la società e per dare più spazio ai giovani, ma dare più spazio ai giovani perché sono loro che devono individuare, insieme a noi, individuare quali saranno le linee, le direttive per il futuro. Ecco, questo è lo spazio che dovremo dare anche a scuola. La scuola fa un po' più fatica in tutto questo in realtà. Noi siamo ancora un po' di stampo gentiliano, no? Pensiamo che siamo noi adulti depositari di tutta una serie di conoscenze e di verità che dobbiamo trasferire ai giovani. In realtà bisogna ribaltare il paradigma e come dicevo prima, mettere in evidenza le forti capacità che voi giovani avete. La cultura è sempre più presente anche in ambito lavorativo nel nostro territorio e diciamo che la scuola è un po' il fulcro, perché comunque la maggior parte della cultura con cui si approcciano i ragazzi proviene dalla scuola. Quindi come crede che nei prossimi anni si creino anche delle nuove professioni, ci sia una rivoluzione nel mondo del lavoro basato sulla cultura? E quanto la scuola in questo può giocare un ruolo importante? Sì, la scuola in tutto questo deve fare un grande lavoro, perché anche tu quando hai parlato di cultura hai accostato la cultura alla scuola, come se l'istituzione scuola fosse l'unica depositaria della cultura. In realtà la cultura è anche quella della strada, la cultura è quella di tutti i giorni, è quello che viviamo, su quale noi ci confrontiamo. La cultura è noi stessi, è la nostra vita, la nostra storia, il nostro presente. Dobbiamo recuperarla per costruire quello che sarà il nostro futuro. Non è la cultura, se intendevi la cultura come qualcosa che aleggia un po' così, che poi in fin dei conti, sì, cos'è? Sì, ci fa apprezzare maggiormente le cose, ma non ci dà reddito, questo è quello che spesso passa. In realtà possiamo ribaltare anche questo paradigma, non è vero, la cultura ci può dare reddito, nel senso che fare cultura, lavorare perché degli aspetti di crescita siano sempre più condivisi, i principi siano sempre condivisi, dei valori siano sempre più condivisi, se ne discuta, se ne parli. Ecco, questo è fare cultura, questo può creare anche reddito. Ecco, ci sono molte start-up che ce lo dimostrano, sarebbero tante, sarebbe anche interessante ripercorrere per capirlo, ma su questo ci si può lavorare. La scuola anche su questo deve lavorare molto. Allora, dirigente, io la ringrazio per questo tempo che ci ha dedicato e grazie per tutto. Ringrazio voi e buon festival. Grazie, un saluto a tutti. Salve.